Bene Assessore, oggi presentiamo il patrimonio artistico e culturale della città di Chioggia. Lei si ricorda tutto? Tutto, sai che è una memoria di ferro. Sì. C'è quella frase che mi piace un pasto, no? Che dice, adesso non mi viene proprio in mente. Proprio de ferro proprio. La memoria è come il diario che porti sempre con te, una roba del genere. Sì, cosa questa? Sì. Famosissimo Barry White. Oscar Wilde. Barry White. No, Oscar Wilde. Barry White. Oscar Wilde. Harry Potter. Cosa c'entra Harry Potter? Senta, Assessore, li ripetiamo insieme. Senz'altro. Lei si ricordi di citare la chiesa di San Domenico, il museo civico della Laguna Sud, la casa della strega, poi Corso del Popolo con casa Goldoni, dove appunto soggiornò il famoso commediografo Carlo Goldoni tra il 1725 e il 1729. Affitto breve? Che affitto breve? Vacanze lunghe. Cosa c'entra vacanze lunghe? Poi, Assessore, alle nostre spalle una meraviglia, no? Manotti Ebete, il Ponte Vigo, che tra l'altro è un arco di trionfo sulla laguna e non solo, ma anche sul Canal Vena, che è il suggestivo canale che attraversa tutta la città di Chioggia. Tutta Chioggia, molto bene. E poi si ricordi di dire anche Porta Santa Maria, detta anche Porta Garibaldi, perché lì sotto passò Garibaldi nel 1867. È già ferito? Come già ferito? Ha una gamba? Una gamba? Garibaldi. Che comanda? Che comanda il battaglione? Senz'altro. Ma tasi! Assessore, per piacere, si concentri perché l'elenco è molto lungo. Chioggia ha un patrimonio inestimabile di storia e tradizione. Si ricordi anche, ad esempio, che qui poco distante c'è l'orologio della Torre di Sant'Andrea, che è l'orologio più antico del mondo. Insomma, adesso come fai a dire che è il più antico del mondo? No, come fai a dire? Sono stati ritrovati dei documenti del 1378 in cui si vedeva che erano state affidate a varie aziende le manutenzioni dell'orologio. Vuol dire che l'orologio c'era già in quella data. E pensa che mi non so neanche a decattare a garanzia dell'aspirapolvere che ho tolto l'anno scorso. Sta bravi. Senta Assessore, facciamo così, è pronto, registriamo? Senz'altro. Tu sei pronto? Sì, ho registrato tutto. Ma no, adesso, è che è una memoria di ferro. Vai, pronti, vai. Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contin, benvenuti a Discovery Ciano. Oggi nella splendida città di Chioggia. Città piena di bellezze da vedere e un patrimonio culturale estimabile. Ci vorrebbe una memoria di ferro per ricordarsi tutte le cose che ci sono da vedere a Chioggia. A proposito, Gaetano, ti che hai memoria di ferro, vieni a dirle tip, fammi una cortesia, vai, mi te tengo saldo a telecamera. Ciao persone! Non solo mare, ma anche città d'arte, angoli caratteristici e luoghi incantevoli da scoprire. Il tutto a pochi passi da casa. Visita il sito www.visitchioggia.com. Cioè mi ha detto ti tengo io la telecamera. È il microfono che ottiene.